Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Ringrazio l'amministrazione del Comune di Castelfranco Veneto e l'assessorato alla cultura in particolare per questo secondo invito, a questo secondo appuntamento con la danza contemporanea. Io sono Laura Moro del collettivo Artemigra Satellite e oggi ho portato con me, come l'altra volta, Matteo Cusinato, musicista e socio cofondatore del collettivo Artemigra, e vi presentiamo Legno. Legno è uno spettacolo che riguarda il fuori. Ci piace con questa seconda puntata uscire verso l'esterno e rivolgerci verso la natura. Legno è nato con il titolo Variazioni su Vaia la scorsa estate come omaggio ai luoghi colpiti dalla tempesta Vaia all'interno di tutta una serie di iniziative dal titolo Tellurica che erano appunto una dedica ai temi della cura dell'ambiente, della comunità e dell'ambiente, come luogo da nutrire e da rispettare attraverso la danza, le arti performative e la musica dal vivo. Questo spettacolo è nato attraverso piccole residenze creative un po' a cavallo tra il Veneto e il Trentino, a Castelfranco Veneto, a Spazio Zefiro, che è la sede di Artemigra, e nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, soprattutto grazie ad una collaborazione con il comune stesso, con associazioni locali, Officine delle Pezze, i Mazzaroi, che ringrazio moltissimo, e grazie ad un dialogo con Parco Naturale di Paneveggio, Pale di San Martino. E vuole essere un invito a sentire i luoghi e la terra come davvero una casa da curare, una casa comune, come il teatro è una casa comune da curare. Qui c'è tantissimo legno e mi fermo qui. Naturalmente ci sarà con me appunto Matteo Cusinato in scena con la musica dal vivo composta attraverso suoni concreti, particolarmente per questo lavoro.
Cara Valle, tu sei in diagonale come le rive della V, la tua prima lettera, la mia prima lettera. Cara Valle, che ti scrivo così, sbracciandomi, come a chiamarti dall'altro pendio. Come potresti chiamarti se non Valle? Con due linee che corrono a perdifiato giù a rotoloni sull'erba e su, in braccio. Perché in principio si sta in braccio, incoronati e fermi, con tante lettere M sopra la testa, come corone, come montagne. Ma poi si corre giù, a perdifiato, lungo i pendii, questi figli famosi che sono poi come le figlie, tutti uguali, tutti a dire: ecco mio fratello, ecco mia sorella, ecco mia... Aspetta. Tu, Valle, aspetti. Alla fine della discesa, nel punto in cui raccogli in grembo e tieni e stai, nascosta sotto ogni passo, e basta un profumo, un fruscio di insetto per capire che sei sotto e sopra, coltre e culla, anche di ricordi, anche di questi pensieri. Ma aveva ragione tuo figlio. Potresti chiamarti Valle, ma anche Gabri o Sandra, come la mamma di Eva, o Linda, come la mamma di Gioia e Tara, o Noemi, come la madre di Irma, la mia, o forse come la madre di Bruno, di Tonadico, che io conoscevo bene, la signora Maria. A casa eri, mi solo. Là sulla finestra della camera ho visto un nuvolone nero qua che veniva in Sta su con le recce Oh, perché qua la rua. la vendò dalla montagna la sora che gli disse Qua rua qualcosa di brutto. la vendò, Oh, vedi, io sarò la finestra, è buona. la vendò diretta. Perché anche dell'alluvione la ventà Il vento, tantissimo, no? Perché l'era ben dirlo Il vento, che gira, il vento, che gira, il vento, che gira. e là Toccat qua, toccat là, si sentiva un rumore toccat qua, toccat là. dei sassi, no? Così. Un odore di zolfo, di sassi che si fregavano. La cira qua dei canagli. Che appena fatta il cuore della mira la primavera, no? Che è come scolapassa la cira. Tutta acqua che niente tra cira qua dei canagli. Che urti quando me la pignaca uno qua in canaglio. Niente saiata che gli sta là. Che mia prima è salata. Pulito un colle completo di bosco, trichete, crack, E da parte che le stranezze su verso San Giovanni, Con che? L'acqua che viene. viene qui do tre abeti da vie massa grandi di strada, tirarli via una alla volta. Terra negra è rimasto. E viene Stelvaia e che tira via tutti quegli altri a qui là e là. Perché le stranezze, Le vacche era la buttata dove la carne, quelle le segna pericolo. Le galline sono scappate, Se le la carne la cosita pericolo non veneno, ma se scominciano lo a sentono in ben brutto tempo. che di qualcosa al paratondo. Le vacche sono state buttate dopo la carne. Che alla sera con tu che non era la centrale della Luca, un po' che l'ha andata, tutto il colpo su, Non c'era più. per mortale centrale, basta, era là magari, e mi fa gli animali. Però chi che stava? Era la porta della carrera, era il muro secco, veniva delle acqua proprio fresche. però le porta via a casa, E che? Da lì dopo, e Stelvaia non le ha toccate. allora sì, era mica che quando si fa caffè, E a confronto col Vaia. a me lo visto non è capito.
Amiche e amici di Castelfranco Veneto e non solo, siamo giunti al termine di questa manifestazione, Amici per Castelfranco Veneto. È stata una straordinaria cavalcata attraverso l'arte, la musica, il racconto, la danza. A questo punto a me non resta che ringraziare ovviamente gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa e tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci numerosi sui canali social in cui abbiamo programmato queste manifestazioni. Questa manifestazione è stata sicuramente una cosa eccezionale, ma noi vorremmo riprendere con le normali attività culturali qui al teatro e quindi, Covid permettendo, speriamo di riaprire l'arena del teatro accademico per tutta luglio ed agosto. Abbiamo già programmato una serie di interventi cinematografici e una serie poi di concerti e di spettacoli di prosa. Quindi quanto prima vi faremo conoscere il cartellone e vi aspettiamo numerosi ovviamente alle prossime manifestazioni per Castelfranco e per la cultura a Castelfranco. Grazie a tutti e arrivederci.